Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Mister Paolo Vanoli, allora, in previsione di Palermo-Venezia, che partita ti aspetti dal punto di vista tecnico-tattico e anche dal punto di vista delle emozioni, insomma, dell'atmosfera che ci sarà al Barbera? Sicuramente un'altra finale. Abbiamo detto che ci sono altre 9 finali, quindi va affrontato con la testa giusta, col momento giusto, in un campo sicuramente infuocato. Abbiamo già giocato l'anno scorso, però quest'anno dobbiamo essere più bravi a leggere i momenti della partita, e con questo sempre bisogna essere un po' più cinici e dobbiamo essere bravi a capire i momenti della gara per poter far male o per gestire la situazione. All'andata andò come tutti sanno, però c'erano anche due squadre differenti, parlando anche di come si è rinforzato il Palermo nel calciomercato invernale. Ma sì, infatti dal girone d'andata al girone di ritorno sul mercato di gennaio sono intervenuti per rafforzare questa squadra. È una squadra veramente importante, veramente forte, con una panchina di grandissima qualità, ma come ho sempre detto, 9 partite dalla fine, ormai noi dobbiamo guardare a noi stessi, a quello che dobbiamo fare bene e a quello che dobbiamo stare molto attenti di pericoloso che hanno gli avversari, e quindi preferisco guardare la mia squadra e fare una grande prestazione. Volendo però porre l'accento sui singoli del Palermo, su quali dovrete prestare maggiore attenzione, ecco. Guardando la rosa, dirne uno è veramente complicato. Dobbiamo fare una grande prestazione collettiva, dobbiamo fare una grande prestazione come le stiamo facendo ultimamente, come l'abbiamo fatta a Como nonostante il risultato e come l'abbiamo fatta a Bari. Però tra Como e Bari giustamente capire che all'interno delle partite ci sono stati dei momenti che dobbiamo imparare a crescere, a gestire, come è successo a Como, il gol che abbiamo preso, o come è successo a Bari dopo il 2-0, gestire meglio la situazione senza soffrire così tanto. Però sono tutti passi che stiamo facendo e sapendo che andiamo a giocare in un campo veramente importante. Dicevi quindi in questo senso che dovrete fare una partita, oltre a una grande prestazione, una partita intelligente? Ma sempre, adesso le partite vanno giocate, ci sono più partite all'interno dei 90 minuti che devi capire, non si può sempre partire 100 e arrivare a 110, all'interno delle partite ci sono delle situazioni favorevoli e sfavorevoli e devi capire quando è il momento di gestione di queste situazioni. In tal senso il Venezia come sta? A pochi giorni dall'ultima partita avete recuperato tutti e c'è qualche defezione? Ma stiamo tutti bene, tranne Dembélé che nel corso dell'allenamento ha avuto una distorsione, quindi sicuramente lui non ci sarà, lo recupereremo nella sosta. E sarebbe importante, a proposito di sosta, arrivarci, se non vincenti, comunque quantomeno con dei punti, anche psicologicamente parlando. Ma guarda, adesso siamo concentrati partita per partita, alla sosta non ci pensiamo, dobbiamo essere concentrati su questa partita che per noi è importante, è molto importante anche per il nostro percorso, dopodiché a fine partita nella sosta vedremo qual è il nostro percorso.